Buonasera e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Sanità siciliana ancora in sofferenza per il boom dell'influenza. Nei reparti c'è carenza di posti letto, nel Ragusano ambulanze ferme per mancanza di barelle e assistenza paralizzata. Adesso c'è la paura del contagio che corre attraverso la riapertura delle scuole. Arrestati 2 minorenni accusati di violenza sessuale avvenuta lo scorso dicembre ai danni di un bambino di appena 11 anni nel paese delle Madonie. A Palermo, in prefettura, comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza allo Zen. Saranno potenziati i controlli attraverso la videosorveglianza, vetri blindati per proteggere gli autisti degli autobus e poi focus sul fenomeno degli immobili con assegnazione abusiva. A Carlentini il test del DNA dirà se quello trovato nell'auto è veramente il corpo dell'uomo scomparso lunedì scorso a Catania. Adesso indagano anche i carabinieri del RIS. A Messina il comune lancia il progetto Strada Sicura, potenziata la repressione delle infrazioni con l'introduzione di semafori intelligenti, un sistema di controllo vigilerà poi sulle auto in divieto di sosta. Calcio Serie C, il Catania ritrova Lunetta per il match di domenica contro la Cavese, nuova stangata per il Trapani penalizzato di altri 7 punti in classifica per il mancato pagamento degli stipendi. Ancora buonasera, apriamo il nostro telegiornale ancora con il boom, con il picco influenzale, ospedali al collasso in buona parte delle province dell'isola e una campagna vaccinale che stenta a decollare. Simona Mazzone. Ospedali al collasso, carenza di personale, pronto soccorso intasati. È la fotografia di ciò che sta accadendo nell'isola in balia del picco influenzale. Grave la situazione a Palermo, al Policlinico sospesi i ricoveri programmati ad eccezione di quelli oncologici e di altre patologie gravi. A Catania affollati pronto soccorso di Garibaldi, Cannizzaro e Policlinico dove si registra in media un 30% di pazienti in più. Può dare delle complicanze anche importanti come la polmonite virale, ma può dare anche delle sovrainfezioni batteriche, quindi la polmonite batterica che in genere insorge a distanza di 7-8 giorni dall'inizio dell'influenza, oppure ancora purtroppo possono verificarsi delle complicanze di tipo tromboembolico. In Sicilia è stato somministrato il 52,24% dei vaccini antinfluenzali, con oltre 655.000 dosi su circa 1.200.000 acquistate dalla regione. Chi sta male si rivolge al medico curante o più spesso si reca nei pronto soccorso, da qui l'affollamento che genera la crisi dei posti letto. C'è una carenza oggettiva di risorse umane, medici in particolare, c'è un'esigenza di attivare queste case delle comunità. Sono 146, 22 sono state attivate, abbiamo tempo fino al 30 giugno. Alla provincia di Palermo va il primato di vaccini acquistati, seguono Catania e Messina, mentre quella con la maggiore percentuale di dosi somministrate è Siracusa. Gli esperti consigliano la vaccinazione soprattutto se si hanno contatti con soggetti fragili. E oggi, dopo settimane di vacanze, hanno riaperto le scuole che rimangono gli osservati speciali in vista di un possibile secondo picco dell'influenza. Siamo stati alla scuola Pizzigoni Carducci con Tonino De Mana. Rientro a scuola e festività appena terminate. Il mix è servito per aumentare i contagi quando il picco influenzale è ancora lontano. Mentre gli ospedali sono sotto pressione, il ritorno tra i banchi non ha fatto registrare particolari problemi che probabilmente potrebbero esserci nei prossimi giorni, come ha spiegato nel corso di Buongiorno Sicilia il dottor Antonio Di Mauro, responsabile pronto soccorso del Cannizzaro di Catania. Ci avremo questi giovanissimi con sintomi lievi che però sono degli ottimi portatori e quindi loro lo diffonderanno agli insegnanti, agli operatori scolastici e quindi loro alle loro famiglie. Ci attendiamo nei prossimi 5-6 giorni che ci sia un'ulteriore ondata di picco.
All'Istituto Comprensivo Pizzigoni Carducci di Catania, lezioni regolari e classi quasi al completo, anche se da queste parti il virus influenzale ha colpito duro prima delle vacanze. Prima di Natale c'è stato un picco di bambini assenti, tant'è che nelle classi a volte c'erano solo 2 o 3 bambini. Poco prima delle 11 è il momento della ricreazione, con un accorgimento. Si lavano le mani perché è importante per tutti, soprattutto per i bimbi e specialmente in questo periodo che siamo un po' con il raffreddore e l'influenza che ci sono in giro. La scuola Pizzigoni Carducci ha aderito alla campagna di vaccinazione anti-influenzale. Su 1500 tra alunni e operatori scolastici una quarantina hanno accettato di utilizzare questo strumento e quindi sono vaccinati. Sappiamo che altri fanno il vaccino per conto proprio. Lei si è vaccinato? Io personalmente sì, anche perché avevo paura della puntura, però è davvero semplice. Per i bambini invece si usa uno spray. A Ragusa invece ambulanze ferme, carenza di barelle, i pronto soccorso rimangono bloccati, postazioni del 118 rimaste chiuse per mancanza di medici e lunghe attese appunto nei presidi. Ci racconta tutto Veronica Barbarino. Il 2026 inizia male per la sanità iblea. Nei giorni scorsi 7 ambulanze del 118 arrivate da tutta la provincia di Ragusa e una anche da Rosolini sono rimaste ferme per ore davanti al pronto soccorso dell'ospedale di Modica. Nessuna barella disponibile, tutte occupate da pazienti costretti ad attendere sugli stessi lettini sui quali erano stati soccorsi perché il reparto non dispone di un numero sufficiente di barelle né di posti letto per accoglierli. Di conseguenza nessuna possibilità per le ambulanze di ripartire. Nei corridoi del pronto soccorso 58 persone bisognose di cure. Un'attesa lunga e snervante dovuta alla carenza di medici. È forse una delle immagini più significative della crisi dell'emergenza urgenza e del sistema sanitario nel territorio ragusano, ma non è la sola. Nel distretto di Modica, purtroppo, dalle 8 di mattina del 1 gennaio fino alle ore 8 del giorno successivo, non c'era un'ambulanza medicalizzata. Avevamo 4 ambulanze senza nessun medico a bordo. La criticità si registra anche a Scicli, dove la postazione del 118 è rimasta chiusa per la terza volta dall'inizio dell'anno per mancanza di personale, lasciando la città senza ambulanza. Una situazione che il sindaco di Pozzallo definisce ormai insostenibile. Ci sono difficoltà oggettive, ma ci sono anche insufficienze soggettive e invito ancora una volta il direttore generale dell'ASPE a muoversi per cercare di porre rimedio ad una situazione che diventa giorno dopo giorno sempre più complicata e difficile. I cittadini, intanto, attendono risposte. La Procura di Messina ha chiesto al Tribunale del Riesame gli arresti domiciliari per l'ex rettore dell'Università di Messina, Salvatore Cuzzocrea, indagato per peculato e falso nell'inchiesta sui presunti rimborsi irregolari. Dopo il no del GIP, i PM hanno ribadito la richiesta, mentre la difesa sostiene che non esistono esigenze cautelari e segnala la volontà dell'indagato di lasciare l'Ateneo. Il Tribunale si è riservato la decisione. Adesso sulle Madonie scattano gli arresti per 2 minorenni accusati di violenza sessuale su un bambino di appena 11 anni. L'episodio risale allo scorso dicembre. Il servizio di Manlio Viola. Prima il bullismo, poi le minacce anche con un coltello, infine la violenza sessuale iniziata in estate e proseguita per mesi fino a dicembre. Una storia turpe di degrado giovanile avvenuta in un paese di montagna sulle Madonie nel Palermitano. Il luogo esatto non viene reso noto perché i protagonisti, vittima ed aguzzini, sono sempre dei minori, 3 in tutto. La vittima, un bambino di 11 anni che a dicembre scorso, dopo mesi passati a subire, ha raccontato tutto ai genitori. Adesso, dopo un ulteriore mese di indagini, la Procura dei minori ha mandato in comunità altri 2 ragazzini, uno che ha appena compiuto 14 anni, un secondo che ne ha 16. Sono accusati di violenza privata e violenza sessuale ripetuta. Il bambino, stando al suo racconto, riscontrato poi da una visita medica e da alcune tracce rinvenute sui cellulari dei ragazzi fermati, sarebbe stato la scorsa estate al centro delle attenzioni dei 2 ragazzi più grandi. All'inizio una sorta di stalkeraggio da bulli, poi a casa di uno dei 2 indagati sarebbero scattate le molestie e infine
nella violenza sotto la minaccia di un coltello. Vicenda ripetuta più volte stando alle indagini. Il bambino avrebbe subito in silenzio, spaventato dalla minaccia di ritorsioni, ma il suo atteggiamento a casa era cambiato, sempre più scontroso e irritabile. Ad accorgersene sono stati i genitori che, dopo averlo convinto a confessarsi, lo hanno accompagnato alla polizia di Termini Imerese a inizio dicembre. Da quel momento inizia l'inchiesta e adesso arrivano gli arresti. Una storia che però deve ancora essere chiarita, tanti gli aspetti che restano oscuri, ma le indagini continuano. Adesso a Palermo, nel quartiere Zen, dove questa mattina si è riunito il Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza, più controlli nella parrocchia, oggetto di vandalismo, vetri blindati invece per proteggere gli autisti degli autobus, sarà potenziato anche il sistema di videosorveglianza e poi il Comitato si è occupato anche con un focus specifico del fenomeno degli immobili con assegnazione abusiva. Il servizio di Marco Gulla. Maggiori controlli attorno alla chiesa di San Filippo Neri allo Zen, più sicurezza con sistemi di videosorveglianza nel territorio e maggiori tutele con i vetri blindati anche per gli autisti dell'AMAT. Sono questi i provvedimenti presi dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto Massimo Mariani. L'obiettivo dichiarato è evitare nuove escalation di violenza e presidiare con maggiore continuità un quartiere che chiede presenza dello Stato. Sul fronte della sicurezza, accanto alle pattuglie, si guarda anche alla tecnologia. È stata condivisa la necessità di potenziare la videosorveglianza, soprattutto nelle aree più esposte a vandalismi e azioni criminali. Telecamere come deterrente, ma anche come strumento concreto di indagine. E poi grande attenzione è stata dedicata al fenomeno delle occupazioni di immobili ampiamente diffuso nel quartiere e in mano a Cosa Nostra. Anche 15.000 euro per il benestare da parte della criminalità del quartiere e aggiudicarsi quindi abusivamente un immobile tra i padiglioni. Comune, prefettura e forze dell'ordine hanno stabilito una sinergia per iniziare un lavoro di bonifica anche per questo fenomeno e così nei prossimi giorni partiranno iniziative mirate con il coinvolgimento diretto dell'Istituto Autonomo Casse Popolari per avere un quadro più chiaro della situazione abitativa e individuare soluzioni capaci di contrastare l'illegalità. E oggi ricorre il 33esimo anniversario della morte del giornalista Beppe Alfano, cronista del quotidiano La Sicilia, ucciso barbaramente dalla mafia. A ricordarlo anche il presidente della commissione parlamentare antimafia, Chiara Colosimo, che dice: voglio rendere omaggio a un giornalista antimafia che ha fatto della ricerca della verità una missione civile. Con il suo lavoro libero e coraggioso Alfano ha denunciato le infiltrazioni mafiose nel suo territorio, pagando con la vita la scelta di non piegarsi all'omertà e alle intimidazioni. E lo ricordiamo anche noi, Beppe Alfano, ucciso a Barcellona, Pozzo di Gotto. Adesso a Catania, con l'operazione Safe Zone, è stata sgominata una piazza di spaccio a San Berillo Vecchio, 8 ordinanze, di cui 6 in carcere. Ci racconta tutto Simona Mazzone. Il modus operandi è quasi sempre lo stesso. Il cliente viene accompagnato in punti ben precisi del quartiere, la droga nascosta nelle fessure dei muri, dentro ai bidoni dei rifiuti, persino nei tombini, poi la contrattazione e la cessione. Siamo a San Berillo e qui un gruppo di uomini di origine africana gestisce una piazza di spaccio con ogni tipo di stupefacente, dalla cocaina al crack, dalla marijuana all'hashish. I fornitori tutti catanesi che assicurano a loro volta i rifornimenti di droga agli spacciatori direttamente sul posto, in modo da consentire una costante operatività senza interruzione. Da oltre un anno la polizia di Catania era sulle tracce del gruppo, preso grazie a un sistema di videoregistrazione che ha ripreso passo dopo passo quello che avveniva in una zona ben precisa di San Berillo Vecchio. Le indagini, coordinate dalla Procura di Catania e condotte dalla squadra mobile dal Commissariato Centrale di Catania col gruppo Cinofili, hanno portato a 8 ordinanze per altrettanti indagati, 6 in carcere e 2 con obbligo di dimora. Si tratta della seconda fase dell'operazione Safe Zone, in cui complessivamente sono state emesse ordinanze per 46 indagati e sono stati sequestrati diversi chili di cocaina, crack, marijuana e hashish. I RIS di Messina al lavoro per dare un'identità al cadavere trovato carbonizzato in auto nel giorno dell'Epifania nelle campagne di Carlentini. Con il passare del tempo si rafforza sempre di più l'ipotesi che possa trattarsi di Salvatore Privitera, il 35enne scomparso da Catania. Il servizio di Francesco Aloi.
Più il tempo passa, più si consolida l'ipotesi che le ossa trovate carbonizzate a Carlentini possano essere di Salvatore Privitera. Al lavoro c'è anche il RIS di Messina. Bisognerà aspettare l'esito del test del DNA per capire se quello trovato nell'auto è veramente il corpo dell'uomo scomparso lunedì scorso da Catania. Il 35enne aveva un procedimento penale per spaccio, ma per il legale nominato dalla famiglia non avrebbe alcun legame con l'accaduto. Non riesco a ipotizzare dal punto di vista diciamo di questa situazione processuale che lui aveva, dei coinvolgimenti tali da finire poi in questa maniera. Gli investigatori stanno passando al setaccio ogni traccia. Potrebbe essere stato prima ucciso e poi legato dentro l'auto prima di appiccare il fuoco, oppure qualcuno potrebbe averlo prima drogato e poi bruciato vivo. Per avere tutti i risultati delle perizie, però, serviranno settimane, forse mesi. Di certo, ad ora c'è soltanto il luogo del ritrovamento, nel giorno dell'Epifania. Adesso a Gela, dove al 112 arriva una richiesta d'aiuto da una casa che si è trasformata in un teatro di violenza, con una pistola pronta a sparare. Fortunatamente i carabinieri riescono ad arrestare un marito violento. Il servizio di Gera Italia. È una chiamata concitata al numero unico di emergenza 112 a far scattare l'operazione. Dall'altro capo del telefono una donna chiede aiuto. Nella casa della sorella è in corso una violenta lite. I carabinieri del reparto territoriale di Gela arrivano in pochi minuti. All'interno dell'abitazione trovano una scena che non lascia dubbi. La donna è sotto shock. Il marito, un 46enne pregiudicato, appare freddo e tenta di minimizzare. Portata in caserma, la vittima rompe il silenzio. Racconta anni di violenze psicologiche e fisiche mai denunciate fino in fondo per paura. L'ultima aggressione poche ore prima, calci, pugni e una minaccia di morte. Ma l'incubo non è finito. La sorella della donna mostra ai militari alcune foto ricevute sul cellulare, un'arma da fuoco e messaggi con minacce esplicite di morte a tutta la famiglia. I carabinieri tornano subito a casa dell'uomo che sta per fuggire. Con sé ha un borsone e uno zaino. Dentro una pistola semiautomatica calibro 7,65, carica, con 7 proiettili pronti all'uso. Scattano le manette e l'arma viene sequestrata. L'uomo condotto in carcere. Il GIP convalida l'arresto e dispone la custodia cautelare. Un intervento che ancora una volta mostra quanto una denuncia tempestiva possa fare la differenza. Adesso a Catania, rocambolesca fuga di un pregiudicato che ha tentato di fuggire arrampicandosi sui tubi dei condizionatori. Il rapinatore è entrato in un ristorante in via Lauria, ma all'arrivo dei carabinieri chiamati dal proprietario, allertato dall'allarme, è scattato con i nebbiogeni, ha tentato di farla franca arrampicandosi sui tetti. Appena è sceso è stato fermato, anche se ha cercato di nascondersi tra le auto. State vedendo le immagini dei carabinieri. Intossicati dal botulino dopo il cenone di Capodanno. È successo a Canicattì. 2 dei pazienti sono ricoverati a Caltanissetta, le loro condizioni restano gravi ma in miglioramento grazie all'intervento tempestivo dei medici. Il servizio è di Rita Cinardi. Sono ancora ricoverati nel reparto di neurologia dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta 2 dei 10 pazienti intossicati da botulino dopo il cenone di Capodanno a Canicattì. Si tratta di 2 cinquantenni ancora in prognosi riservata, le cui condizioni restano gravi ma stabili. Al loro arrivo in ospedale i 2 pazienti presentavano chiari sintomi neurologici della tossinfezione, visione doppia, difficoltà a parlare e respirare, preceduti da disturbi gastrointestinali. Fondamentale è stata la tempestività dei soccorsi. Abbiamo visto che in realtà c'erano altri 8 casi nel pronto soccorso di Agrigento e di Canicattì. Questo immediatamente ha innestato l'ipotesi che questa potesse essere una tossinfezione alimentare da tossina botulinica e quindi abbiamo attivato il protocollo che in questi casi si fa. Grazie alla segnalazione tempestiva al Centro Antiveleni di Pavia, all'Istituto Superiore di Sanità, è stato inviato d'urgenza da Catania il siero con anticorpi antitossina botulinica somministrato a uno dei 2 pazienti che non aveva risposto alle terapie tradizionali. I pazienti stanno meglio, stanno recuperando la situazione neurologica che era gravissima all'inizio, adesso è in netto miglioramento. È fondamentale quello che ho detto all'inizio, cioè individuare subito
i sintomi precoci della compromissione neurologica. Tra gli alimenti sospetti, tartine a base di sgombro consumate durante la festa, ma gli accertamenti sono ancora in corso. Più grave la situazione di un altro uomo tuttora ricoverato in rianimazione all'ospedale di Agrigento. A Messina il Comune lancia il progetto Strada Sicura. Che cosa vuol dire? Che oltre all'educazione stradale viene potenziata la repressione con l'introduzione dei semafori intelligenti per contrastare le infrazioni e un sistema di controllo delle auto in divieto di sosta. Il servizio di Francesco Triolo. Da un lato l'educazione stradale da svolgere nelle scuole tra i giovani, dall'altro la repressione dura e senza confini. Messina lancia il progetto Strada Sicura che prevede controlli più stringenti per una città che a detta dell'amministrazione può essere più ordinata. Pronti ad entrare in funzione ci sono i varchi elettronici all'ingresso delle isole pedonali di Piazza Duomo, Viale San Martino e Piazza Cheroli e Torrefaro per consentire l'accesso solo ai veicoli autorizzati, ma gli spauracchi per automobilisti e scooteristi sono altri 2. Intanto i Fotored, un sistema di 10 impianti semaforici negli incroci più trafficati e pericolosi che verbalizzeranno le infrazioni come il passaggio con il rosso oppure la fermata oltre la linea di stop. Quindi il sistema Guardium, dedicato al monitoraggio delle soste irregolari, consentirà controlli più efficaci in tempo reale, doppie file, parcheggi agli incroci. A Roma il gemello Cerbero ha fatto decuplicare le multe. I sistemi di controllo non sostituiranno l'attività della Polizia Municipale, è stato assicurato, con un agente sempre presente per l'accertamento, la verbalizzazione e l'eventuale sanzione delle infrazioni. Ma intanto gli automobilisti messinesi sono stati avvisati. Adesso notizie di servizio perché dal 12 gennaio al 15 novembre partiranno i lavori di risanamento e adeguamento delle barriere di sicurezza del viadotto 5 Archi sull'autostrada A19 Palermo-Catania. I lavori riguarderanno solo la carreggiata in direzione Palermo e durante il cantiere il traffico scorrerà a doppio senso di carreggiata opposta verso Catania. L'intervento rientra nel piano di ammodernamento dell'autostrada, quindi nuovi disagi in vista per gli automobilisti. Adesso parliamo di una mostra fotografica a Palagonia, nel Catanese, dedicata al vulcanologo Gaetano Ponte, studioso dell'Etna e appassionato fotografo. Ci racconta questa mostra Desiree Ferlito. Arte, scienza e storia, quella della prima metà del Novecento, è l'eredità di Gaetano Ponte, protagonista della vulcanologia italiana, tra i figli più illustri di Palagonia, ricordato a 70 anni dalla morte attraverso una preziosa raccolta fotografica. La mostra restituisce il valore del suo sguardo scientifico e umano, sottolineano gli organizzatori del Dipartimento Vulcani dell'INGV, che ricordano come durante la lunga carriera scientifica Ponte abbia documentato da esperto fotoamatore non solo eruzioni e vulcani, ma anche personaggi e luoghi della sua epoca. Una parte rilevante è dedicata all'Etna, con immagini che documentano in dettaglio eruzioni laterali, attività esplosive e cambiamenti morfologici dei crateri sommitali dalla prima metà del XX secolo. Il ministro Musumeci sottolinea l'importanza della conoscenza e della prevenzione. Come poter ridurre la nostra esposizione al rischio? Soltanto dedicando tempo, attenzione, studio alla prevenzione. Un racconto emozionante dell'Etna, con tutta l'intensità di immagini che gridano la storia, dove arte e scienza si fondono in modo naturale in un importante lavoro di conservazione, digitalizzazione e catalogazione. Da 20 anni che facciamo questo tipo di attività e il recupero del fondo ponte rientra fra queste attività di primo piano che abbiamo fatto negli anni. Una banca dati di grande valore e un patrimonio unico per la storia dei vulcani attivi italiani. Adesso ci fermiamo per una piccola pausa, al rientro il calcio. Ancora ben trovati nella seconda parte del nostro telegiornale, apriamo la pagina del calcio, cominciamo dal Catania che domenica prossima contro la Cavese ritroverà a Lunetta, importantissimo jolly per l'allenatore toscano che confida anche sul fattore Massimino per vincere la partita. Il servizio di Marco Carli.
Ritrovare il Massimino e il Jolly Lunetta, due notizie importanti per il Catania in vista del prossimo match con la Cavese. Lo stadio di casa, lo sappiamo, è più di un fattore. I rossazzurri al Massimino finora sono andati come un treno, lo dicono i risultati, lo dicono le cifre, così come il gioco espresso in tutti gli appuntamenti al Massimino. Ma anche la costante cornice di pubblico che ha tutti gli effetti da Serie A per presenza e sostegno. L'obiettivo è confermare tutto quanto di buono si è visto nel girone d'andata. Stesso discorso vale per Lunetta, un fattore per l'unicità di quello che può dare, non solo in termini di gol. Toscano l'ha detto chiaramente dopo Foggia, riempire l'area è più facile quando in campo c'è il prezioso Jolly che garantisce in questo senso un maggior sostegno per il lavoro dell'unica punta. Sono le caratteristiche del giocatore milanese che tanto sono servite al Catania e che hanno prodotto finora 7 gol e 3 assist. La sua assenza a Foggia si è sentita, non sarà così con la Cavese che a proposito deve fare a meno di Cionek e di Arrasubà, squalificati, Evangelisti e Pelamatti possibili sostituti, così come il Catania deve trovare l'alternativa per Celli, anche lui appiedato dal giudice sportivo. Allegretto, se riuscirà ad esserci dal primo, o l'arretramento di Quaini sono le opzioni possibili al momento. Intanto sul mercato si lavora ancora per Giabua grazie a buoni rapporti con l'Atalanta e per il difensore Miceli dopo l'ottimismo registrato negli ultimi giorni per il rinnovo di Jimenez. Un altro che il Catania vuole sia un fattore come dimostrato con l'Atalanta nell'ultima allo stadio Massimino. Casa è autentico fortino rossazzurro. Adesso parliamo del Trapani perché la società del presidente Antonini nel giro di poco è passata dalle stelle alle stalle. Oggi arriva la nuova penalizzazione per il Trapani Calcio, 7 punti, mentre la Corte federale dichiara inammissibile la richiesta di ricusazione del collegio giudicante presentata ieri dallo stesso Antonini e che riguardava invece la squadra di basket, la Trapani Shark. Sentiamo Laura Spanò. Dal sogno alla disfatta arriva un'altra mazzata per le società sportive del patron Valerio Antonini. Il Tribunale federale ha sanzionato il Trapani FC che milita nel campionato di calcio di Serie C con un'ammenda di 6.500 euro, infliggendo 7 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva per violazione di natura amministrativa. Il club era stato già deferito lo scorso 6 novembre dopo la segnalazione della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive. Con questi ulteriori punti di penalizzazione il club Granata passa da 26 a 19 punti in piena zona retrocessione. Inoltre lo stesso tribunale ha disposto 4 mesi di inibizione e 1.500 euro di ammenda a Valerio Antonini, altrettanti a Vito Giacalone, 16 mesi a Andrea Odd e 12 mesi a Salvatore Castiglione. Non va neppure bene per il basket. La Corte federale ha dichiarato inammissibile la richiesta di ricusazione del collegio giudicante che ieri sera era stata avanzata dal club Granata poco prima dell'udienza davanti al Tribunale federale per le presunte irregolarità commesse in sede di iscrizione al campionato. La conseguenza è il rinvio dell'udienza e la necessità di nominare un nuovo collegio giudicante, ma intanto per il club Granata resta il dubbio se potrà scendere in campo sabato sera contro Trento con una squadra ridimensionata. Visto il numero di giocatori ormai andati via, quella di sabato sera potrebbe rivelarsi un'altra partita farsa come quella vista in Champions. Ci fermiamo, un'altra piccola pausa. Rientriamo in diretta, non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora, dunque il nostro telegiornale finisce qui. Vi ringraziamo per averci seguito, vi auguriamo un buon proseguimento di serata a tutti.